La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio, ancora il buongiorno da Sammy Varin, 6 minuti dopo le 11. Certo, noi speriamo sempre che faccia un effetto particolare questa atmosfera natalizia e che fermi la guerra, almeno con una pausa importante. Ci vogliamo credere. Intanto un'occhiata alle ultime notizie, perché come anticipato questa mattina presto a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto al quotidiano La Stampa, Piantedosi che dice segnale dello Stato. Polizia anche a casa dei militanti di questo centro sociale, sono state perquisite alcune abitazioni e il sindaco Piddino di Torino dice fine del patto con il centro sociale. Ai ai ai, si mette male, è stato rotto il patto con la città. Sapevate che il sindaco di Torino voleva molto bene a questo centro sociale, chissà perché. Siamo sempre alle ultime notizie tra le segnalazioni e certamente tutti parlano naturalmente del processo a Matteo Salvini, finito bene e siamo tutti contentissimi di questa cosa e avremo modo naturalmente di proseguire l'argomento quest'oggi. Il Consiglio europeo sugli asset russi e Tusk che dice soldi oggi o sangue domani, mi sembra di sentire qualcuno che parlava dei condizionatori. Orban invece dice questione morta, ok? Tra le segnalazioni siamo sul sito del Corriere, è bella anche questa di Milano, con il problema Maranza ormai arrivato a livelli altissimi. Non ci resta che travestirci da Batman. Lo ha fatto un professore di psicologia proprio qui a Milano che è andato in metropolitana travestito da Batman per studiare l'effetto che fa, e l'effetto è stato che sono tutti diventati più buoni. Naturalmente non c'è dato sapere se ci fossero Maranza in carrozza. Anche qui argomento che tornerà sicuramente di attualità nel corso di qualche trasmissione su queste frequenze. Ci fermiamo per qualche minuto perché come di consueto ci colleghiamo con il Parlamento. Un veloce collegamento con il senatore Marco Dreosto che ci ricorda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, questo disegno di legge importante che dà risposte anche ai volontari della protezione civile. Ascoltiamo Dreosto. Qui Parlamento. Grazie Presidente, ci tenevo particolarmente ad effettuare un breve intervento per significare come la collaborazione sinergica tra le istituzioni, in questo caso il Governo, il Parlamento, la Conferenza Stato-Regioni, abbia dato attraverso questo disegno di legge, una risposta concreta, in particolare ai volontari della Protezione Civile. Lo ha fatto avendo definitivamente chiarito che i legali rappresentanti, i coordinatori e i volontari stessi non possono mai essere equiparati a datori di lavoro, evidentemente è riferito alle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro, in quelle che sono le loro funzioni di volontariato. Un passaggio che ha definitivamente dato compimento a quella che è stata una nostra precedente norma e mette finalmente in sicurezza da quelle che possono essere responsabilità penali chi, molto chiaramente, ogni giorno in forma di volontariato si mette a disposizione al servizio delle nostre comunità. Grazie. Qui Parlamento. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next to all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the
Yuletide game. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are near to us will be near to us once more. Someday soon we'll all be together. Yeah, the fates alone. Until then we'll have to mother through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Once again is an autumn day, happy golden days of yore. Faithful friends who are near to us will be near to us once more. Someday soon we'll all will be together. Hear the fates alone. Until then we'll have to mother through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Tante belle idee per una buona colonna sonora di questi giorni, in questo caso con Simona Galli, Have Yourself a Merry Little Christmas, con un divertentissimo video che potrebbe trovare un po' di felicità anche in vostri parenti o amici, se lo andate a ricercare su YouTube cercando Simona Galli e lo inviate poi appunto a chi volete tramite WhatsApp. L'abbiamo con noi. Simona Galli, ciao! Ma buongiorno, buongiorno, che bello essere accolta così, che figata! Ci hai fatto una Bellissimo, bella sorpresa. bellissimo. Una bella sorpresa, una bella colonna sonora che stiamo seguendo in questi giorni sulle nostre frequenze, ma soprattutto tu, Simona Galli, voce dell'impegno sociale. Ci siamo già sentiti qualche giorno fa, è una cantautrice pratese che è anche direttrice artistica dell'Accademia di Canto Moderno Music School di Calenzano, Firenze, e ha fatto, sto leggendo, ha fatto della sua voce non solo uno strumento espressivo, ma anche un megafono per i valori di giustizia, dignità e rispetto. In effetti ti abbiamo scoperto da qualche mese, sei stata protagonista anche degli eventi promossi a Massa dall'associazione La Rivincita in occasione della giornata contro la violenza di genere. Da quel giorno, giorno dopo giorno, siamo andati a sbirciare e ad ascoltare le canzoni sul tuo canale YouTube. Basta cercare Simona Galli. E adesso, Simona, con la scusa di farci gli auguri di Natale, vogliamo sapere qualcosa di più su di te, magari partendo proprio da quest'ultima esperienza che hai fatto con l'associazione La Rivincita. Beh, io ti ringrazio tantissimo perché quando sento che qualcuno parla di me in questi termini, dico, ma davvero l'ho fatta questa cosa? È bello, molto, molto bello. Quindi grazie dell'invito, sono felicissima di fare con te gli auguri di Natale a tutti i radioascoltatori e a te ovviamente. E quindi
in pochissime parole colgo l'occasione per dire che ringrazio Carmen Federico, l'avvocato, perché mi ha dato questa bella opportunità di essere, dal mio punto di vista, passatemi il termine, utile. Ho regalato ciò che io avevo fatto, cioè un brano che è nato da un'esperienza molto difficile della mia vita, e da lì si è aperto un mondo che mi ha dato la possibilità di toccare con mano ed essere parte attiva di un bel progetto. Sono appunto, come dicevi poco fa, spesso a Messa per gli eventi organizzati da Carmen, dall'associazione La Rivincita, e io sono sempre in prima linea, pronta quando mi chiamano, perché per me è un modo di aiutare diciamo in maniera un po' forse delicata, perché ci sono poi ci sono personaggi che realmente magari fanno cose ben più importanti forse di quello che faccio io, più pratiche, però credo che in fondo l'arte serva un po' a questo, a scuotere magari le anime di chi ancora non è consapevole o coinvolto in certe tematiche. E quindi sono tanto contenta, insomma, appunto, di tutte queste cose belle che hai detto su di me. È veramente un piacere e un onore, quindi grazie. Ma che è tutto bello quando si comunica utilizzando varie lingue, vari dialetti, varie tipologie di comunicazione, e noi lo facciamo ogni giorno, appunto, andando a intervistare artisti indipendenti e chi canta, chi suona, chi scrive, chi fa regia, chi fa teatro, chi cerca appunto ancora e ha coraggio di trasmettere. Ma Simona Galli che cosa fa effettivamente? A me lo chiede sempre ancora mio padre a quest'età, mi dice ma che lavoro fai, Sammy Varin? Ecco, Simona Galli, che lavoro fa? Dicevo prima che lavori alla Music School di Calenzano, e immagino non soltanto, perché poi quando si lavora in questo agone musicale si canta, ma si fa tutto quello che è, come dicevo prima, spettacolo, ma soprattutto comunicazione. Simona, spiegaci, raccontaci, che siamo curiosi di te. Assolutamente, mi trovi concorde in quello che hai appena detto, perché mi chiedo ancora a volte, che lavoro fai? Quindi dico, vabbè, non ho a volte un attimo nemmeno per andare per respirare, quindi insomma, allora, di base mi trovo sempre alla sede della scuola, perché comunque insegno, organizzo concerti per la scuola, eventi, ho gli allievi, preparo insomma appunto tutta una serie di masterclass, stage, anche con altre scuole, collaboro, quindi insomma faccio veramente tante cose, e sai benissimo che l'organizzazione, mettere insieme, d'accordo, tante persone non è che sia proprio banale e tanto semplice, quindi la mia giornata si svolge prevalentemente qui sul territorio di Calenzano, perché sono sempre parte attiva appunto nella didattica e nella costruzione dei progetti della scuola. Ovviamente ci sono anche i progetti della Simona Galli in quanto artista, perché appunto scrivo, strimpello il pianoforte, e qui la mia amata insegnante di pianoforte mi dirà perché hai detto strimpelli, ma io mi sento una strimpellatrice di pianoforte. Quindi le mie giornate trascorrono all'interno di un ambiente dove si respira musica e voce dalla mattina alla sera. È tutto quello che ho sempre sognato di voler fare nella mia vita. E mia mamma ogni tanto me lo dice ancora, ho la veneranda età, fra qualche giorno sarà il mio compleanno di 47 anni, e la mia mamma ancora mi dice: me lo dicevi quando eri piccina che tu volevi lavorare nella musica, e quindi alla fine ce l'hai fatta, cioè hai avuto ragione. Si fa a volte un po' fatica, perché noi indipendenti, diciamo così, dobbiamo sempre forse
dimostrare un po' di più degli altri, perché non lo so sinceramente, però a volte mi sento un po' inguaiata in queste cose, devo sempre dimostrare qualcosa a qualcuno, però io sono felice perché ci metto tutto il cuore, tutta la mia passione, e lavoro tanto e non mi sembra mai di lavorare, perché sostanzialmente faccio ciò che amo. E quindi mi trovate sempre sul pezzo, come si dice in Toscana. Certo, sembra quasi di non lavorare, lo dico anche io, anche se magari nel mio caso la sveglia suona un po' prima, perché alle 5 bisogna alzarsi per essere qui alle 6 o anche prima e guardare i quotidiani, però alla fine si trasmettono messaggi, sensazioni, amore verso il proprio lavoro e la gente recepisce, capisce, e molte volte siamo noi a far capire a loro determinate cose, sfiorando determinate corde. E allora, a proposito di corde, prima di salutarti, Simona Galli, cosa sta bollendo in pentola? Cosa stai preparando? C'è qualche collaborazione o qualche pezzo che stai preparando o che vorresti portare avanti? Un sogno nel cassetto che ancora non è saltato fuori, ma che prima o poi ci arriviamo, Simona? Allora, guarda, il mio cassetto, il mio comodino è stracolmo di sogni, perché nasco sognatrice e credo morirò tale, quindi stracolmo di sogni. Diciamo che più nell'imminente ho un paio di progetti ai quali tengo tanto, un progetto appunto che ho estrapolato dal famoso cassetto di sogni, dove sto facendo prendere forma appunto una band rock, perché avevo voglia di fare un po' di confusione. Wow. E questa era una cosa che mi mancava da fare. E poi vabbè, la scrittura, quella immancabile, costante della mia vita. E poi spoiler, sono stata contattata per una trasmissione televisiva, ma non posso dire quale, quindi tenete le dita incrociate per me, perché posso rivedere in TV, quindi dai, ci sentiamo, però non posso dire altro. Cioè, capite? Sono le cose più imminenti, ecco. Ragazzi, cioè, rischiamo di vederla in versione rocchettara, la Simona Galli, eppure in televisione, per cui noi stiamo qui a questo punto con la bocca aperta così a vedere, chissà quando apparirà Simona Galli. Chissà, vedremo. Noi ti seguiamo, ti trasmettiamo e naturalmente lo sai, quando hai pronto qualche cosa da far sentire ai nostri ascoltatori, bussa anche al nostro altoparlante, ok? Benissimo, e sarò felicissima di farlo quanto prima. Buone feste, buon Natale. Grazie mille, auguri a te e auguri a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio grande. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sto per andarmene, ma prima qualche messaggino, ragazzi, siete veramente tostissimi oggi. Ad ogni clandestino espulso io aggiungerei professori, studenti, preti, politici che li amano, quindi vadano a vivere nei loro paesi così democratici. Naturalmente si scherza, ma si torna a parlare dopo la soluzione di Matteo Salvini di remigrazione. L'abbiamo lanciato questo termine qualche mese fa, poi sì, siamo stati zitti e buoni perché c'erano altre emergenze, adesso ci ritorniamo. Basta tribunale d'inquisizione, finalmente giustizia è fatta, forza Matteo. Avanti tutta, ci scrive Battista. Felicissima per la soluzione del nostro Matteo. Vorrei ringraziare quei magistrati di Cassazione che hanno saputo separare i propri convincimenti politici dalla pura valutazione dei fatti. Il loro corretto agire ci dà fiducia e speranza nel futuro. Vero, come è vero appunto che non sono tutti di sinistra i magistrati, ma anche se sono di sinistra a volte riconoscono una qualcosa di veritiera e quindi assolvono
assolgono al loro lavoro, alla loro missione. Adesso vedrai che i patetici della sinistra troveranno qualche tribunale a livello mondiale o galattico al quale ricorrere alla sentenza pronunciata ieri sul caso Salvini Open Bar. Il tribunale mega galattico. Non si vogliono arrendere neppure alla vera giustizia, vero? Caro Sammy, ci sono alternative democratiche alle ingiustizie dello Stato di diritto? Sì, i forconi. Ve li ricordate i forconi? Dove sono finiti? Ma vi accorgete solo ora che i bambini sono oggetto di violenza già negandogli la parola Gesù all'asilo? Datemi un'arma. Marco, ce l'hai qui l'arma. È il nostro microfono. WhatsApp al 340 6709 659. Siamo qua per ascoltarvi, siamo l'ultima radio che ancora ascolta. La Stampa e la Repubblica, i migliori auguri, auguri, certo, auguri soprattutto per il prossimo compratore che dovrà fare i conti con la redazione, è vero. E allora, signori, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it, ma naturalmente anche Sammy Varin ne è sempre pieno. Matteo Salvini questa mattina, giovedì 18 dicembre, si trova a Felino in provincia di Parma. Alle 12:30 sarà in piazza Ubaldi con l'incontro insieme al sindaco e ai militanti. Bellissima idea, se siete in zona ragazzi me lo salutate, subito dopo la soluzione. Felino Parma, ore 12:30, oggi c'è Matteo Salvini, che poi si sposta in provincia di Reggio Emilia a Vetto, ore 15, sarà nelle vicinanze del bar Il Lido di Vetto, Reggio Emilia, per un incontro pubblico. Matteo Salvini oggi in Emilia Romagna. Venerdì, domani 19 dicembre, c'è Claudio Borghi a Varese. Dove? In Piazza del Podestà. Way, ragazzi, siamo alla sede della Lega. Claudio Borghi presenta il suo libro, intervistato da Max Ferrari. Introduce Marco Bordonaro, segretario Lega Varese, per farci gli auguri di Natale, ma perché no, se avete ancora qualche regalino da fare, il suo libro bellissimo, 20 anni di sovranismo. Domani, 19 dicembre, Claudio Borghi Aquilini, ore 21, a Varese, Piazza del Podestà 1, e chiaramente me lo salutate molto. 20 dicembre, siamo a dopodomani, ci troviamo in piazza 2 anni dopo la manifestazione contro il sindaco Cisinte. 20 dicembre, ore 11, Piazza della Repubblica, Monfalcone, Gorizia. E naturalmente anche in questo caso, signori, mi salutate la grandissima europarlamentare Cisinte della Lega e ex sindaco di Monfalcone. 20 dicembre, ore 11, Piazza della Repubblica, Monfalcone, Gorizia. Appuntamenti da non scordare targati Lega, vi dicevo, il sito legaonline.it, ma anche le trasmissioni di Radio Libertà, la carta di Chivasso, domani venerdì 19 dicembre alle 18, in occasione dell'anniversario di questa carta, la Lega si ritrova proprio a Chivasso, di fronte alla targa della dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, per depositare un mazzo di fiori. Lega Salvini Piemonte, sezione di Chivasso, provincia del Canavese, Valli di Lanzo, Lega Giovani del Canavese. Ok, me ne vado. Grazie a Simone per la pazienza in regia, grazie signori a tutti voi, come sempre siete stati tostissimi. Io torno domani mattina alle 7:30 per la consueta rassegna stampa, ma se volete questa sera alle 20 c'è il meglio o il peggio della rassegna stampa odierna, e chiaramente, signori, c'è la soluzione di Matteo Salvini e quindi una rassegna stampa molto dense. Grazie, a domani.